Buongiorno, buongiorno. Vi daremo conto dei danni provocati da un'ondata di maltempo che si è abbattuta questa mattina sul Veneto, ma partiamo dalla cronaca nera. Un assalto a un compro-oro a Mestre questa notte, un bottino da 200.000 euro in diretta. Anna Maria Parisi con Tommaso Migot per la parte tecnica. A te Anna Maria. Sì, eccoci, buongiorno direttore. L'assalto questa mattina tra le 2 e le 2:30 proprio qui alla gioielleria Compro-Oro Mainardi, che si trova in centro a Mestre, in via Mestrina, esattamente dietro piazza Ferretto. I ladri, anzi la C'è stato un problema, vedo purtroppo. Erano in 6, 4 sono rimasti, 2 sono rimasti a fare da palo e gli altri 4 hanno prima sfondato la saracinesca con delle pinze, poi si è ferito anche uno dei 4 banditi. Hanno aperto a colpi, forse si presume di estintore, ma questo lo diranno le telecamere del vicino bar Perla, che sono state, il cui filmato è stato dato alla polizia, è intervenuta questa mattina con la scientifica. Quindi dicevo, con gli estintori, una volta scardinata la saracinesca, hanno sfondato anche il vetro della porta di ingresso. Adesso c'è qui il titolare Nicola Mainardi. Abbiamo qualche problema, avete visto, vediamo se riusciamo a ripristinare, ma eccolo lì, vediamo ancora. Niente, magari regia dite al gioielliere con Anna Maria Parisi di uscire, perché evidentemente c'è un problema. Sentiamo, vediamo. Tecnico, riusciamo ad uscire gentilmente perché non c'è il... Non arriva la linea. Adesso direttore ci vedi, ci senti? Vi sentiamo, sì, vi sentiamo. Direttore? Vi sentiamo e vi vediamo. Vai, ok, Anna. allora Nicola Mainardi è il titolare della gioielleria depredata questa mattina. Dicevamo, lei è qui dalle 2:30. Dalle 2:30, da quando hanno chiamato, quando i carabinieri mi hanno chiamato di venire, che era successo il fatto. Insomma. Quando sono arrivato ho trovato 2 pattuglie, era tutto scomparso di estintore, perché hanno usato anche un estintore per darsi alla fuga. E il negozio la saracinesca era alzata quasi a metà, hanno spaccato la vetrata e sono riusciti a entrare. Cosa hanno portato via? Tutta la merce esposta, quindi la vetrina dei diamanti che erano posizionati in questi 2 ripiani, hanno lasciato la bigiotteria, quindi hanno anche capito le differenze, e tutta la parte interna, hanno lasciato soltanto una piccola vetrinetta e sana la cassaforte che aveva diverse cose, quindi per fortuna quella si è salvata. Poi all'interno hanno portato via anche degli orologi, dei Rolex. Hanno portato via 3 Rolex sono stati rubati, qualcosa gli è anche caduto, tanta merce era per terra, per quello però sono riusciti a portare via molto, si presume sui 200.000 euro di valore. Ecco, però il bottino, venga un po' più in qua Nicola gentilmente, il bottino è ancora è in corso di quantificazione. Esatto, sì, abbiamo le fatture, adesso dovremo fare nei prossimi giorni dei conteggi per capire esattamente che valore c'è stato portato via. Noi siamo in una zona pedonale, una zona che sembrerebbe tranquilla perché non ci sono macchine, sopra abitano un sacco di persone, quindi ci sentivamo anche tra virgolette sicuri con allarmi, telecamere, saracinesca, vetri blindati, però sicuramente era una banda specializzata, non dei novizi, ecco. Ecco, adesso si diceva poco fa, direttore, che il filmato del vicino bar Perla, delle telecamere del vicino bar Perla, è stato consegnato agli agenti della squadra mobile della questura di Venezia, però qui non ci sono telecamere comunali. No, non ci sono telecamere comunali. In passato sono stati fatti altri piccoli furti in gelaterie, negozi dell'abbigliamento, la pasticceria, ma non ci sono mai stati filmati e mai avuto telecamere del comune, ecco, insomma. Quindi siamo un po' sguarniti da questo punto di vista.
Ecco, lei diceva, Nicola, che comunque tutto sommato, nonostante la rabbia e il livore per quanto accaduto, è andato bene, poteva andare peggio. Molto peggio, perché avevamo diverso materiale ritirato e quindi nel male, insomma, ci fa zoppicare ma non ci abbatte. Quindi insomma riusciremo ad andare avanti, ecco, però pesantina come cosa. Ecco. Lei nel frattempo sta ricevendo e ha ricevuto il sostegno da parte di tanti commercianti? Sì, di tutti i clienti, da prima i vicini di negozio, clienti che passano stupiti, tante telefonate, tanti messaggi, quindi questo fa piacere che ci sia una comunità unita quando succedono queste cose. Insomma. Mi raccontava che nei giorni precedenti alla notte appena trascorsa c'era un ragazzo, un uomo che andava su e giù, prima col cappellino, poi senza. Esatto, avevano notato un personaggio, un ragazzo di 25-30 anni che girava, controllava, guardava il negozio, infatti non capivo se voleva entrare o no. Poi parlando anche con i vicini di negozio ci hanno riferito che faceva diversi passaggi, quindi l'ho fatto presente anche alle forze dell'ordine per capire se può essere utile in qualche modo alle indagini. Ecco, senta Nicola, non voglio metterla in difficoltà, però naturalmente viene subito alla mente l'episodio dell'orefice, del gioielliere di Grenzane che per aver subito il furto ha inseguito i ladri colpendoli ed è stato condannato a 14 anni di reclusione. Adesso si stanno mobilitando da una parte del governo anche per capire se si riesce ad ottenere la grazia per questo gioielliere. Cosa ne pensa lei di quell'episodio al riguardo? Sono momenti particolari che ti può succedere di tutto. Io non ho avuto la rapina a mano armata, quindi non ero presente nel negozio per fortuna, però non si sa mai come reagisci perché ti crea veramente uno shock a livello emotivo e quindi insomma una cosa pesante, quindi non saprei come avrei reagito, forse non avrei seguito i ladri, però posso capirla perché c'è veramente una tensione pesante. Ecco, direttore, hai domande tu dallo studio? No, grazie Anna Maria Parisi, solo solidarietà all'ennesimo commerciante colpito dalla delinquenza. Hai fatto bene a ricordare la vicenda di Mario Roggero. Ieri ne abbiamo parlato a Focus, in particolare l'intervento del Capo dello Stato per fermare il Ministro di Grazia e Giustizia. Vediamo un titolo che è uno dei tanti titoli che sono usciti. Così Mattarella ha fermato Nordio e Meloni sulla grazia a Roggero. Il Ministro della Giustizia stava già istruendo la concessione della grazia, ma il Capo dello Stato gli ha rammentato che è una esclusiva prerogativa del Quirinale. Però intanto continuano gli assalti, vediamone un altro in Veneto, dove è stata forzata la porta automatica di una farmacia, la farmacia Arnaldi di Schio. I malviventi hanno portato via il denaro delle casse e hanno lasciato danni per migliaia di euro. Colpo notturno alla farmacia Amaldi di Piazza Almerico, nel cuore di Schio. 2 malviventi hanno agito con pazienza e determinazione, impiegando quasi un'ora per riuscire a forzare la porta automatica d'ingresso. Dopo diversi tentativi e utilizzando anche strumenti da scasso, sono riusciti ad aprire un varco e a introdursi nei locali. Una volta all'interno hanno arraffato il fondo cassa delle 2 postazioni, circa 2.000 euro, e si sono dileguati. Ben più pesanti i danni provocati all'ingresso e al sistema di apertura automatica, che dovrà essere completamente sostituito con un conto di alcune migliaia di euro. L'azione è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. I filmati sono al vaglio dei carabinieri che confidano di ricavare elementi utili per identificare i responsabili, descritti come 2 uomini che hanno agito a volto scoperto. Il furto riaccende il tema della sicurezza nel centro storico di Schio. Proprio ieri pomeriggio, a poche decine di metri dalla farmacia, si è verificata anche un'aggressione che ha richiesto l'intervento del SUEM. Episodi diversi, certo, ma che alimentano la preoccupazione di commercianti e residenti. Servizio di Ivano Tollettini, oggi in regia Tony Esposito ed Edoardo Paris. Vediamo anche
a Mogliano del Veneto, dove la sicurezza è un tema caldissimo dopo i ripetuti fatti di cronaca e anche una spaccatura politica nella giunta comunale. Il sindaco ha fatto il punto sugli investimenti sulla sicurezza. Vediamo. Sicurezza. Con un appalto da 275.000 euro, Mogliano consolida il servizio di sorveglianza privata sul territorio. Per 3 anni alle auto delle forze dell'ordine si affiancherà nelle ore notturne quella di una guardia giurata. Prevederà una pattuglia presente in città dalle 22 di sera fino alle 6 di mattina, tutti i giorni, anche nei giorni festivi, per 3 anni. Andranno a controllare quelli che sono i nostri 60 edifici nel territorio, ma di conseguenza faranno sicurezza nel territorio. Quasi 1 milione di euro nell'arco di 2 anni destinato alla sicurezza. Il sindaco Bortolato ha voluto fare in comune il punto perché questo è un tema caldissimo dopo i ripetuti fatti di cronaca e la polemica politica legata alla revoca delle deleghe all'ex vice sindaco e assessore di comparto Leonardo Muraro. Ai cittadini Bortolato chiede di aderire al controllo di vicinato, occhi umani affiancati a quelli elettronici. Sta aumentando sempre di più la nostra rete di videosorveglianza, in passato abbiamo visto importanti investimenti, quest'anno Buonisiolo, il prossimo anno stiamo pensando alla frazione di Zerman. Grossi investimenti anche sulla caserma dei Carabinieri affidata al nuovo comandante Giuseppe Mazzetti. Per il rappresentante dell'Associazione Commercianti fondamentale è anche animare strade e piazze con eventi. Ritengo che la buona movida, ma comunque l'eventistica, possa essere un dispositivo di sicurezza urbana, far vivere la piazza con famiglie, persone che escono con uno spirito positivo di divertimento e riempiono gli spazi che di solito vengono occupati da chi preferisce stare nel buio e nel silenzio della notte. Ha rotto una serie di episodi negativi che si stavano sviluppando e speriamo che questa sospensione duri più a lungo possibile. Punto nero, l'amministrazione lo sa bene, la stazione dei treni. È una delle stazioni più frequentate del Veneto. Mogliano dal punto di vista logistico è in un luogo strategico e bisogna continuare a presidiare la stazione in luoghi più caldi in maniera continuativa e sicuramente più forte. Servizio di Lina Paronetto, vediamo a Treviso l'omicidio di via Castelmenardo per i difensori di Ade e Ozuna. Il colpo fatale sarebbe stato quello inferto al collo del ragazzo, per questo è stata disposta una super perizia. Noi siamo assolutamente convinti delle ragioni esposte dai nostri consulenti e quindi ci auguriamo che anche il collegio peritale nominato dalla Corte d'Assise confermi che in realtà l'unico colpo che ha determinato la morte di Favaretto sia stato quello sferrato al collo dello stesso. Se la superperizia dovesse confermarlo, la posizione seppur grave di Ade e Ozuna, a difesa degli avvocati Fabio Crea e Mauro Serpico, si alleggerirebbe. Loro lo avrebbero colpito al torace, mentre sarebbe stata Traoré ad aver sferrato la bottigliata al collo di Francesco Favaretto. Ci aspettiamo con questo approfondimento peritale, con un collegio che sarà formato questa volta da 3 periti, come avevamo noi un collegio di 3 periti, cioè con gli specialisti, chirurgo toracico e anestesista e rianimatore, che venga finalmente chiarito da un punto di vista scientifico, medico e quindi conseguentemente giuridico e giurisprudenziale quello che sarà, quello che noi abbiamo sempre sostenuto, cioè che quel colpo non è fatale. Intanto i 2 imputati sono stati messi per 3 mesi in isolamento diurno e notturno dopo la pubblicazione da parte di Cioccolocco del video girato dentro la cella e le offese che il rapper ha rivolto a sindaco e istituzioni. Gli imputati hanno preso assolutamente le distanze, hanno professato di non essere appartenenti ad alcun tipo di gang, dichiarandosi comunque dispiaciuti sia per quello che è successo, ma ancor prima per il fatto di aver violato le disposizioni che vigono all'interno di un carcere. Gli imputati rischiano l'ergastolo e la loro posizione dipenderà molto dalla nuova perizia. Se dovesse condividere la Corte d'Assise il fatto che non ha stato un colpo che ha causato la morte di Favaretto, si potrà riqualificare quella condotta criminosa in tentato omicidio, quindi un'ipotesi ben diversa, perché oggi astrattamente quella contestazione che noi abbiamo è un reato di omicidio aggravato con una pena ipotetica pari all'ergastolo. Tentato omicidio ovviamente ha una riduzione notevolissima di trattamento sanzionatorio.
Episodi di violenza giovanile all'ordine del giorno sia in Veneto che in Friuli Venezia Giulia. Vediamo una lite con pugni e morsi a Pordenone. Sono quasi nell'ordine quotidiano, si sente urlare sempre, si sentono liti, continuamente. Non ha visto ma ha sentito le urla che mercoledì sera in piazza Risorgimento hanno caratterizzato una nuova lite, poi degenerata in scontro fisico tra due persone, questa signora residente nella zona. Il contrasto, come emerso dal comando provinciale dei Carabinieri, è scoppiato intorno alle 18:30 tra due giovani di origine straniera, rispettivamente di 26 e 29 anni. Dalle parole e urla si è passati alle mani e non solo, con il più giovane che a un certo punto avrebbe colpito al volto e anche morso alla spalla sinistra, portandoli via un pezzo di pelle, il 29enne. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia di Stato. I due sono stati caricati su mezzi delle forze dell'ordine e allontanati dalla zona, con il 29enne ferito poi sottoposto alle cure del personale sanitario. Altri episodi di tensione e violenza si erano verificati nelle scorse settimane, liti, risse e un'auto presa a calci e pugni da un gruppo di giovani. Così commenta la situazione e sicurezza in città e nella zona un abitante dell'area. Qua a Pordenone c'è tanta violenza anche fra le cittadini, comunque. Ho sentito comunque tante cose brutte qua. Secondo me deve vedere le poliziotto, quelle di difesa, che deve essere sempre presente. Le persone che lavorano, che finiscono tardi per entrare, tutti abbiamo paura di entrare tardi perché non lo so cosa succede sulla strada. C'è bisogno di più sorveglianza, perché quando decidono di fare un minimo di sorveglianza basta solo che si facciano vedere, si trattengono o si spostano, vanno in altre parti, non ce n'è a sufficienza. 4 anni di reclusione la condanna inflitta ad un ex insegnante di religione a Rovigo che ha maltrattato e picchiato la figlia fin dall'età di 4 anni. Vediamo. 4 anni di reclusione, 5 di interdizione dai pubblici uffici, un risarcimento di 90.000 euro alla figlia minorenne all'epoca dei fatti, costituita parte civile. Questa è la sentenza del Tribunale di Rovigo per un ex professore di religione della Bassa Padovana. Per i giudici le accuse sono provate, anni di percosse e umiliazioni, secondo la ricostruzione dell'accusa, culminati in un'aggressione il 24 luglio del 2021. Quella mattina, all'alba, il padre sarebbe entrato nella stanza della figlia, all'epoca 17enne, furioso perché lei aveva spento il ventilatore. L'avrebbe colpita con pugni e schiaffi, costretta sotto la doccia. Poche ore dopo l'avrebbe aggredita nuovamente perché, secondo il padre Orco, non si sarebbe tagliata bene le unghie. Solo l'intervento del fratello della vittima ha interrotto la violenza. La ragazza finì in pronto soccorso, dimessa con una prognosi di 15 giorni. Decisivo in aula il racconto della vittima, raccolto in un incidente probatorio proprio per evitarle di rivivere il trauma davanti al giudice. Già nel 2013 e nel 2016 la madre aveva denunciato ai carabinieri l'uomo, senza che ne seguissero però sviluppi. La giovane oggi convive con una disabilità che le impedisce anche di lavorare. Servizio di Francesco Arattai, adesso da Padova un'altra storia raccapricciante, cioè quella di un neonato che è stato mutilato e seviziato dal padre, anche mentre era ricoverato in ospedale, un padre inqualificabile che è arrivato a tanto per ottenere dei soldi. Sentiamo questa storia. È stato riconosciuto colpevole dai giudici del Tribunale di Padova il giovane papà del bambino mutilato anche durante il ricovero nell'azienda ospedale Università di Padova. Era la fine di ottobre del 2024 quando i sanitari della pediatria avevano chiesto e ottenuto l'intervento della polizia, che aveva piazzato delle telecamere nella stanza dove era ricoverato un neonato di appena 5 mesi con gravissime lesioni alla lingua. Il sospetto era quello che a causare le mutilazioni fosse il papà, all'epoca
dei fatti residente a Camisano Vicentino. Le indagini avevano portato all'arresto del giovane con la misura cautelare trasformata poi nel divieto di dimora nel territorio regionale. Durante il processo con il rito abbreviato, il giovane, 22 anni, si è sempre dichiarato innocente. Di diverso avviso i giudici che in primo grado hanno condannato il padre del neonato a 8 anni, a cui vanno aggiunti l'interdizione e il pagamento di €1 milione alla parte civile. Gravissime le mutilazioni subite dal bambino, che adesso ha 2 anni e ha perso l'uso della parola, del gusto, la funzione della masticazione e della deglutizione, deve essere alimentato con un sondino. Servizio di Chiara Gaiani. Adesso parliamo di sanità, andiamo a Sant'Orso da Mirko Cavallin e dall'operatore Renzo Rigon, perché c'è un problema dei medici in pronto soccorso. L'UL7 chiede che si dia uno stop alle cooperative. A te Mirko. Buongiorno direttore, sì, più che una richiesta è proprio una decisione, nel senso che il contratto con alcune cooperative che in particolare qui a Sant'Orso ma anche parzialmente altrove, cito l'ospedale di Asiago, svolgevano servizio per i codici bianchi e i codici verdi appunto nei pronti soccorsi, cesserà questo servizio, questa modalità dunque di erogare il servizio sanitario al pronto soccorso. Dal 5 agosto quindi in scadenza dei contratti esistenti nei pronto soccorso qui di Sant'Orso, Asiago, Bassano era già in questa situazione, ci saranno solo medici interni dell'azienda ULSS 7 Pedemontana, un'azienda che non cambia nulla dal punto di vista della spesa dell'azienda, perché la spesa per i medici rimane la stessa, ma consente una riorganizzazione complessiva del servizio anche in vista dell'attivazione completa delle case di comunità che dovrebbero assorbire, almeno negli intenti della riforma, dovrebbero assorbire proprio i codici di minore gravità, quindi i codici bianchi e i codici verdi. I percorsi interni già dal triage saranno riorganizzati, già lo sono in fase sperimentale in questo periodo, dunque una scelta che l'ULSS 7 Pedemontana ha fatto, anche perché da parte di alcuni medici di emergenza, soprattutto medici giovani, diciamo che non c'era una grande voglia di andare a lavorare lì dove erano in servizio le cooperative, quindi si mette fine, diciamo, a questa gestione del servizio per l'emergenza urgenza nei pronto soccorso di Sant'Orso, Asiago e, come detto, già Bassano era senza cooperative da un po' di tempo. Ci spiega tutto nell'intervista che abbiamo realizzato poco fa il direttore generale dell'ULSS 7 Pedemontana, Giovanni Carretta, e poi linea allo studio. È un momento importante perché dai primi di agosto, per quanto riguarda i pronti soccorsi aziendali, quindi per quanto riguarda Sant'Orso, Asiago, a Bassano già non c'erano, faremo un percorso di internalizzazione delle attività. Questo significa che faremo a meno del supporto delle cooperative nell'ambito del pronto soccorso ed è un momento importantissimo per questo ospedale in particolare. Non cambia nulla dal punto di vista, diciamo, finanziario, quindi della spesa? No. Non ci sono variazioni, nel senso che comunque non lo faremo ISO risorse, ma ci saranno professionisti che ci sono stati autorizzati dalla Regione del Veneto che daranno il loro contributo ed è un inizio di un percorso di reclutamento. Considerate che normalmente i medici che sono specialisti dell'urgenza vanno a lavorare più volentieri nelle realtà dove non ci sono le cooperative. Fra l'altro ci sono poi una serie di vantaggi legati al fatto che, avendo personale internalizzato, i percorsi interni, ma anche quelli che sono i percorsi di appropriatezza, le nuove azioni che saranno possibili grazie all'attivazione delle case della comunità in termini di gestione dei codici bianchi e verdi, saranno possibili e potranno essere fatti in maniera più fluida e con minori disagi per l'utenza. Ecco, come si coniuga l'attivazione delle case di comunità con questa riorganizzazione dei pronti soccorsi? Pensiamo che una fetta importante degli accessi impropri ai pronti soccorsi, di gran parte dei codici bianchi e verdi, oggi viene gestito nei pronti soccorsi con lunghi periodi di attesa. È chiaro che nel momento in cui le case delle comunità, che sono state attivate anche nella nostra ULSS come in tutta quanta la regione,
andranno a regime progressivamente con un aumento dei servizi e delle attività, una larga fetta di questo tipo di attività sarà assorbita in altra sede, per cui si avrà un miglioramento rispetto alla gestione ai tempi d'attesa, ma anche rispetto all'appropriatezza. Grazie Mirko Cavallina e Renzo Rigon. Torniamo alla cronaca con la morte purtroppo ieri di un uomo, Francesco Vona, di 39 anni, di Vittorio Veneto, che è rimasto schiacciato da un rullo nel tentativo di salvare un collega 38enne di Villorba. È accaduto in una cava a Giavera del Montello. Non c'è parole. Tutta una famiglia, guarda, una grande famiglia. C'è solo la disperazione degli amici e dei colleghi dentro e fuori la cava postumi a inerti di Giavera del Montello, dove Francesco Vona, 39 anni, di Vittorio Veneto, è morto schiacciato da un rullo, e questo nel tentativo di salvare un collega di un anno più giovane, residente a Villorba, che pochi istanti prima era rimasto incastrato con un braccio nel macchinario, sembra oggetto di manutenzione. Il 38enne è ora ricoverato al Cafoncello in prognosi riservata. Un atto di altruismo confermato anche da uno dei soci dell'impianto, Roberto Grigolin, visibilmente scosso. Appunto, esatto, per aiutarlo, è salito sul nastro, il nastro ha preso perso l'equilibrio, è andato sul coso, insomma, su una canala che ha rotto il collo, ci ha rotto l'osso del collo, sembra che sia questo. Insomma. Un gesto di generosità, insomma, che l'istinto ti porta a fare. Attimi tragici prima delle 8 del mattino che la procura sta ricostruendo accanto a Carabinieri e Spisal, intervenuti con SUEM 118 e Vigili del Fuoco, sotto la lente l'attivazione delle procedure di emergenza e il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, rilievi meticolosi con la salma affidata al carro funebre dopo oltre 4 ore dall'incidente. Sul posto anche la madre che, colta da malore, è stata portata in ospedale con l'ambulanza. È una cosa che è inverosimile quello che è successo. Una persona che era da anni con noi. Era un lavoratore esperto. Almeno 6-7 anni, da quando siamo partiti, lasciamo ai vari preposti le risposte. E mentre le indagini proseguono, anche i ricordi scorrono. Pochi giorni fa Francesco aveva offerto ai colleghi il pranzo per il suo compleanno, piccoli gesti quotidiani che ora diventano giganteschi. Alle 6:15 l'ho salutato di moda, 6:10 là. Mi ha salutato, ciao Piero, come va? Come solito ho fatto 4 risate. Mi ha scritto Francesco numero 1. Vedo sempre io sono numero 1, vedo. Ieri questo? Ieri pomeriggio. Servizio di Christian Arboid, ovviamente cordoglio, dolore tra quanti lo conoscevano, in particolare a Vittorio Veneto, dove vive la famiglia di Francesco Vona. Sentiamo alcune testimonianze. Tutti abbiamo il cuore spezzato, tutti, non ce n'è uno che non piange e che lo ricorda, una famiglia d'oro. Per me è stato un ragazzo d'esempio, bravo, sempre gentile. In via Rosolén, alle porte del centro di Vittorio Veneto, è calato il gelo quando si è diffusa la notizia della morte sul lavoro di Francesco Vona, che al secondo piano di questo caseggiato viveva con la madre Santina. La famiglia Vona si era trasferita dalla Calabria diversi decenni fa, una vita di lavoro e sacrifici, la loro scandita di recente dalla scomparsa per malattia del papà Giuseppe. E dopo la morte del padre, questa non ci voleva, per la madre non ci voleva, per lui non ci voleva, perché a questa età, anche perché morire così mentre lavori, era veramente un bravo ragazzo. Santina nelle prossime ore sarebbe dovuta partire per la Calabria, dove ora riposa il marito. A Vittorio Veneto l'ha raggiunta l'altra figlia, che vive in Piemonte. Naturalmente io non mancherò di prendere contatto diretto con la famiglia, con la mamma, e naturalmente, ripeto, va il nostro cordoglio, profondo cordoglio, non solo dell'amministrazione comunale ma di tutta la città di Vittorio Veneto. Resta una riflessione più amara e generale, con la sindaca Bagliana che chiede un nuovo patto fra imprese e lavoro, fatto di prevenzione, formazione
prevenzione e più controlli. Purtroppo nel 2026 continuiamo ad assistere a questi tragici eventi sui luoghi di lavoro e questo ci deve far riflettere, perché appunto anche nella nostra Veneto, nella nostra Marca Trevigiana, dove diciamo il lavoro è regolamentato e ha delle normative ben severe, succedono queste cose. E davanti alla cava anche i sindacati che ancora una volta chiedono maggiori controlli per arrivare alla sicurezza, a un livello di sicurezza adeguato nelle cave e nelle aziende. Una morte sul lavoro che a quanto sembra sia stata causata da un gesto di solidarietà di Francesco verso un suo collega, quindi nel tentativo di aiutare un collega ha pagato questo suo amore, questo gesto di affetto e altruismo con la sua vita. C'è un aspetto umano imprescindibile nella tragedia sul lavoro costata la vita al 39enne vittoriese Francesco Vona, e da questo partono gli stessi sindacati che si sono ritrovati davanti la cava della tragedia anche per vicinanza nei confronti dell'altro operaio rimasto ferito e dei colleghi. Il nostro compito è sensibilizzare un po' di più, ancora di più, la sicurezza sul posto di lavoro, anche perché quello che viene fatto generalmente forse non è ancora sufficiente. La realtà è che un amico, un collega, un fratello, un figlio oggi è venuto a mancare e non torna a casa. Ed è l'ennesima testimonianza che purtroppo in questi settori il rischio di infortuni, e nello specifico di infortuni mortali, è altissimo. E a dirlo sono i numeri che parlano di una piaga ancora difficile da debellare. Oggi siamo in media ad un morto al mese in provincia di Treviso, e questo purtroppo è l'ennesima vittima. Io penso che sia una sconfitta per tutti. Ogni volta che muore una persona in un luogo di lavoro è una sconfitta per la società. Serve sicuramente la formazione, serve l'attenzione, serve il rispetto della vita. Piangiamo una persona che non torna a casa, non potrà abbracciare la propria famiglia, e nello stesso tempo una famiglia nella disperazione. Un'altra piaga che è quella degli incidenti stradali, vediamo l'ultimo in ordine di tempo sulle pagine del Gazzettino. Sbande, si schianta contro altri 3 veicoli in via Postumia Est, un SUV nel fosso, 3 feriti, traffico in tilt. Sentiamo i particolari da Edi Kaliman con la parte tecnica curata da Simone Merlo. A te, Edi. Grave incidente questa mattina intorno alle 10 nella strada Postumia nella direzione di Treviso. Siamo all'altezza del civico 58 tra Fagara e San Biagio di Callalta, nel comune appunto di San Biagio. Una Dacia ha impattato contro 2 macchine e si è scontrata frontalmente con un furgone di consegna DHL. L'autista del furgone è rimasto illeso, invece sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con le pinze per riuscire ad estrarre l'uomo cosciente e per ora non in pericolo di vita, sebbene abbia riportato ferite molto gravi, finito nel fosso adiacente alla strada. Secondo le ricostruzioni da parte delle persone che erano alla guida delle loro auto nella direzione verso Ponte di Piave, si sono viste dallo specchietto quanto è successo. La Dacia guidata dall'uomo ferito gravemente ha prima sbandato contro una Porsche, successivamente contro il lato posteriore di una Fiesta, e dopo ha impattato frontalmente invadendo l'altra corsia con il furgone. Sono stati alcuni attimi e allora sentiamo le ricostruzioni di chi c'era e di chi ha visto questo incidente. Ho sentito suonare quello che dice che mi stava avvicinando alla corsia, e come ha suonato questo mi ha toccato, e quindi io ho continuato dritto perché ho pensato nella mente, sai, quando in questo momento ho pensato di spostarmi dalla careggiata, e ho parcheggiato là. La Porsche si era messo un po' in centrostrada, però non ha invaso l'altra corsia. A parere mio, di mia madre, la Dacia, l'autista della Dacia ha avuto una sorta di mancamento, infatti tutto d'un tratto stava invadendo la nostra corsia, però ha rimbalzato sulla Porsche, che poi da lì, sbattendo contro la mia auto, ha rimbalzato di nuovo per poi invadere di nuovo la corsia per fare il frontale col furgone. Se non ci fosse stata la Porsche, sì, avrebbe invaso la corsia e avrebbe preso me e mia madre di muso. Magari prendeva un po' più noi
saremmo finiti direttamente dentro il fosso e non so come saremmo stati. E vediamo, chiedo alla regia di far vedere un altro titolo, una Porsche 914 d'epoca. Questo è successo a Colle Santa Lucia, che ha sbandato e piombata nel greto del torrente sulla strada del Passo Giao. Sarebbe ancora incastrato tra le lamiere uno degli occupanti. E ieri ancora sangue sulle strade della provincia di Treviso. Una 83enne è morta all'ospedale Cafoncello dopo essersi scontrata frontalmente con un'altra auto in viale Brigata Marche a Carbonera. Ho sentito solo il botto, proprio c'era tutta Carbonera che andava a vedere, tutta la contrada, tutti quanti che uscivano, che andavano a vedere. Quel boato che ha richiamato in strada decine di residenti annunciava una tragedia. È morta nella notte all'ospedale Cafoncello di Treviso Pierina Zanatta, 83enne residente a Treviso, nel quartiere Cannizzano, vittima di un violento scontro frontale avvenuto all'altezza del civico 141 in viale Brigata Marche, nel territorio di Carbonera. L'impatto si è verificato poco dopo le 20 tra la Citroen, guidata dall'anziana, e una Maserati condotta da un uomo di 39 anni di Mirano. Dai primi accertamenti, l'auto guidata dalla donna, probabilmente colpita da un malore, avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta, rendendo inevitabile lo scontro. Un impatto che ha scosso l'intero viale Brigata Marche, la strada che collega Treviso a Carbonera, facendo correre tutti in strada per vedere cosa stesse succedendo. Ho sentito il botto e siamo usciti. Non c'era altro da fare, purtroppo. Ho chiamato i soccorsi. Erano le 9 che sono venuto a casa e sono andato, ho fatto 2 passi fin là e c'erano queste 2 macchine sbattute e basta, con i pompieri. Quando i primi soccorritori sono arrivati sul posto, la donna era incastrata nell'abitacolo. I vigili del fuoco l'hanno estratta dalle lamiere e il personale del 118 l'ha trasferita d'urgenza al Cafoncello. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime. Nonostante i tentativi dei medici, l'83enne è deceduta poche ore dopo il ricovero. Il 39enne invece ha riportato ferite lievi. Per consentire i soccorsi ai rilievi, viale Brigata Marche è rimasta chiusa al traffico per diverse ore. Saranno ora gli accertamenti dei carabinieri a chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Servizio di Marta Zatta, ed è davvero una strage sulle strade. A Mira, in lutto per la morte del 27enne di origine senegalese, Abdoulaye Diop, travolto lungo l'autostrada mentre attendeva i soccorsi dopo essersi salvato da un precedente incidente. È un ragazzo che voleva fare il cantante. Guardate, è un altro incidente che porta via un ragazzo giovane, molto amato, ben voluto, solare, e quindi ovviamente noi come comunità, come amministrazione siamo non solo addolorati, ma siamo veramente molto molto tristi. Un pensiero in questo caso va alla famiglia, agli amici, a chi gli ha voluto bene. La comunità di Mira piange un'altra persona che ha perso la vita lungo la strada. Il 27enne di origine senegalese Abdoulaye Diop, 27 anni, morto nella notte tra martedì e mercoledì, coinvolto in un doppio incidente lungo l'autostrada A4 tra Brescia Est e Brescia Centro in direzione Milano. Nel primo incidente il ragazzo si è scontrato con un camion senza però gravi conseguenze, finendo sulla terza corsia con l'auto di traverso. Stava cercando di recuperare alcuni oggetti in macchina quando un'altra auto in arrivo sulla stessa traiettoria l'ha travolto, riducendolo in fin di vita. Disperata la corsa all'ospedale civile di Brescia per tentare di salvarlo, ma il suo cuore si è fermato alcune ore dopo. Studente di giurisprudenza nella facoltà di Padova e artista emergente a Mira, tutti lo descrivono come un ragazzo grintoso e molto curioso. Sembra che stesse andando a Milano per un appuntamento con una casa discografica. Non appena appresa la notizia, i genitori e il fratello, con i quali il giovane era molto legato, sono partiti immediatamente sperando in un epilogo diverso, ma quando sono arrivati Diop se n'era già andato. Era un ragazzo che lasciava il segno, racconta una sua vecchia insegnante. Una scomparsa che lascia il vuoto nella comunità di Mira, colpita ancora una volta da una tragica perdita. Il sindaco Dori lancia un appello. Dobbiamo un po' riflettere tutti però anche sulla pericolosità delle nostre strade e pensare alle vittime degli incidenti che purtroppo continuano a esserci e non c'è più da fare nessun tipo di ragionamento se non tutti insieme una vera campagna di aiuto, di sensibilizzazione, di attenzione
e di chiedere veramente maggior sicurezza per le nostre strade. È davvero un vero e proprio bollettino di guerra, oggi un altro schianto tra due mezzi pesanti sulla 4. Andiamo in diretta da Valentina Visentina. A te Valentina. Sì, buongiorno direttore, ancora un grave incidente in autostrada lungo la A4 all'altezza di Vigonza in direzione Venezia, più o meno al chilometro 366. È avvenuto questa mattina poco dopo le 9, un autocarro e un camion si sono tamponati e il camionista è rimasto fortunatamente non in modo grave ma è rimasto ferito. Ci sono ovviamente ripercussioni pesanti sul traffico, è stato chiuso temporaneamente il tratto di strade, si sono formate lunghe code anche in direzione opposta, purtroppo a causa dei curiosi che hanno rallentato per osservare quanto è accaduto. Attorno alle 10:15 però è stata riaperta la corsia di sorpasso nel tratto tra il bivio con la A13 e Arino in direzione Trieste. Il tir dopo l'impatto è finito di traverso tra le corsie, quindi sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del camion e recuperare appunto i veicoli. Invece il personale medico che è intervenuto ha preso in carico subito il conducente del camion e portato in ospedale, dicevamo è ferito ma non in modo grave. Per quanto riguarda, diamo informazioni di servizio, la CAV, Concessioni Autostradali Venete, ha predisposto l'attivazione del protocollo regionale per le criticità autostradali, consigliando con la collaborazione di Autostrada Brescia-Padova la deviazione per la superstrada pedemontana veneta agli utenti provenienti da Milano, e grazie ai messaggi che sono stati esposti lungo Autostrade per l'Italia sulla tangenziale di Padova dicevano di uscire prima dell'uscita della A13. Il tratto della A4 è stato, come dicevamo, temporaneamente chiuso, ma adesso è stata riaperta la corsia di sorpasso e appunto c'è anche la polizia stradale che sta gestendo la viabilità. Da Padova è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie Valentina Visentina e Federico Cibotto, il nostro operatore. Ancora uno schianto tra due auto in via Edificio ad Altivole, 2 feriti, tra cui una donna trasportata al Cafoncello, un uomo che viaggiava con le figlie di 1 e di 2 anni che è rimasto leggermente contuso. Illese fortunatamente le bambine, sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco Veneto che hanno provveduto a prestare soccorso agli occupanti dei mezzi, uno dei quali è rimasto intrappolato all'interno dell'auto. I feriti sono stati affidati alle cure del personale del SUEM 118 e trasportati, uno al Cafoncello di Treviso, l'altro a Castelfranco Veneto. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi. E ricordiamo che da domani, anzi già da oggi nel pomeriggio è previsto un traffico da bollino rosso e così per l'intero fine settimana per l'esodo estivo. Sono oltre 700.000 veicoli attesi lungo le tratte gestite da Concessioni Autostradali Venete e da Autostrade Alto Adriatico, dall'A4 Venezia-Trieste, Passante di Mestre, Tangenziale, Raccordo, Marco Polo, la 28 e la 23, insomma tutte le principali arterie del Veneto. Il maggior afflusso previsto per domani, quando si attendono oltre 280.000 veicoli in transito lungo le autostrade e 220.000 per il Redentore, quindi un weekend rovente da questo punto di vista e non solo da questo punto di vista, perché le temperature continuano ad essere molto alte. Dovremmo, mi pare di vedere Marta Zatta e potremmo quindi, se è pronta, passiamo al maltempo di cui vi abbiamo dato conto, l'ondata di ieri, anche di questa mattina in particolare, con fili elettrici tranciati dagli alberi, abbattuti dal vento. Siamo a Valdagno, con Marta Zatta c'è l'operatore Sandro Ponchio. A te Marta. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, questa mattina una doppia ondata di maltempo in realtà nel Vicentino, prima alle 7 e poi dopo un'ora, intorno alle 8. Fortunatamente non danni ingenti a persone, ma il vento è stato talmente tanto forte da abbattere anche diversi alberi nel territorio sia di Crespadoro ma anche soprattutto nel territorio di Brogliano, dove dei fili elettrici sono stati proprio di fatto tranciati dalla
la caduta degli alberi. Noi in questo momento ci troviamo però nel territorio di Valdagno, colpito anche dal maltempo, lo diciamo insomma non in maniera grave, fortunatamente non ci sono feriti, però insomma siamo qui con l'assessore Luca Basso, assessore ai lavori pubblici del comune di Valdagno, per fare insomma un po' anche la conta dei danni di questo maltempo. Sì, fortunatamente, come diceva lei, oggi non abbiamo avuto particolari danni, abbiamo avuto la caduta di numerosi alberi, interruzioni stradali, già fortunatamente risolte prontamente grazie all'intervento dei nostri dipendenti comunali. Abbiamo avuto un danno al campanile della chiesa di Piana, è stata messa già in sicurezza, e uno squarcio dei teloni dell'ex inceneritore, ma questo per fortuna non ha creato particolari preoccupazioni. Rimaniamo molto preoccupati per l'assetto del territorio per due principali motivi. Abbiamo riscontrato delle criticità in ponti importanti, non solo questo che è crollato, che dovremmo poi rimuovere completamente, ma soprattutto nel ponte più a sud che collega la zona di Spagnago di Cornedo con la zona industriale di Valdagno, che ci ha fatto presentare una criticità importante. Dovremo prendere dei provvedimenti presto e senz'altro verrà chiuso in caso di forte maltempo, quando le piogge saranno protratte per più tempo di oggi, perché sono stati 2 episodi ma molto brevi e contenuti. L'altra cosa che ci preoccupa è quella di rimettere a posto il nostro territorio, le nostre frane il prima possibile, perché a parte le frane grosse che abbiamo, ci sono tutta una serie di episodi di smottamenti e di pericoli. Se non le mettiamo a posto subito, ogni volta che succede un episodio di questo genere qua aggrava la situazione e quindi aggrava anche l'importanza dei lavori che dovremmo mettere in piedi e i costi dei lavori. Speriamo che il prima possibile il governo stanzi una cifra adeguata per far fronte a tutte queste necessità, perché purtroppo le risorse del comune da solo non bastano, anzi sono altamente insufficienti. Ecco appunto sì, la preoccupazione degli smottamenti, la preoccupazione insomma della pericolosità di questi ponti. Si presenta però diciamo l'allarme solo quando succedono questi forti temporali, sembra poi che dopo venga, quando tutto va bene insomma, venga dimenticato. Come intervenire prima? Lei chiedeva appunto un aiuto al governo. Senz'altro, ieri abbiamo avuto un'ispezione da parte dei tecnici per verificare lo stato del territorio e poi provvedere a far partire una seconda tranche di aiuti economici, essendo stata la prima altamente insufficiente a far fronte a queste situazioni. È certo che l'episodio dello scorso 17 aprile del 2016 ha messo in luce e ha causato delle criticità notevoli. È come per paragonare, se avessimo una persona anziana che tutto sommato sta bene, continua a fare la sua vita, poi a un certo punto ha un episodio traumatico e da lì in poi necessita di cure costanti e anzi di interventi di carattere straordinario molto molto importanti, ecco, per ritornare in buona salute, e noi da soli non ce la facciamo. Ecco, grazie davvero a Luca Basso, speriamo insomma che questi aiuti arrivino il prima possibile. Per il momento da Valdagno è tutto, direttore, restituisco la linea. Grazie Marta Zatta e Sandro Ponchio per la parte tecnica, e sempre riguardo al maltempo, dalle 7:45 di questa mattina i Vigili del Fuoco del Comando di Treviso sono impegnati in tutta una serie di interventi ricollegati alla forte ondata del maltempo che ha interessato tutta la provincia di Treviso. Al momento sono circa una ventina gli interventi già effettuati, alberi caduti, rami pericolanti e messa in sicurezza di pali, la casistica più diffusa. Sul campo operano 25 pompieri con tutte le sedi impegnate sul territorio di competenza. Tanti comuni più colpiti, tra i comuni più colpiti si segnalano Villorba e tutta la fascia tra Cimadolmo e Fontanelle. Il maltempo, ma il maltempo non ferma ovviamente il turismo e anzi si fa di tutto per incrementare le presenze nelle nostre città. C'è un'iniziativa a Belluno, Restate in città, con un ampliamento dell'offerta culturale. Sentiamo Fabio Fioravanzi in diretta con il nostro operatore Stefano Bozzi. A te Fabio.
Grazie per la linea, se mi consenti, visto che citavi Cima d'Olmo, io abito a 2 passi, a Tezze di Vazzolo al Cima d'Olmo, alberi crollati in paese, persone al lavoro sin dal primo mattino per cercare di liberare le strade e ne sono crollati anche nel mio giardino, quindi davvero un vento, una tempesta che faceva paura questa mattina a guardare fuori dalle finestre. Tornando a Belluno, un gioco di parole, dalla parola estate a restate in città, questa iniziativa voluta dall'assessore alla cultura del Comune di Belluno che è con noi Raffaele Damiano, con noi c'è anche poi il direttore artistico dell'iniziativa Edoardo Maria Strabbioli. Ecco, appunto, l'idea è quella di offrire delle occasioni per i bellunesi per avere da fare qualcosa di bello, di utile, di culturale durante l'estate in città. Assolutamente sì, è un'offerta culturale plurima e variegata, musica, teatro, riflessioni sul mondo giovanile, con tanti artisti di assoluta qualità, italiani e stranieri, bellunesi e non solo bellunesi, una decina di eventi che si svolgeranno prevalentemente in uno dei luoghi più iconici della città capoluogo delle Dolomiti, cioè il Palazzo dell'Auditorium in pieno centro cittadino, tutti eventi ad eccezione di uno a ingresso gratuito, quindi libero, per garantire una cultura che sia sempre più aperta, libera e plurale. L'impegno dell'amministrazione insieme a tanti sponsor che voglio ringraziare pubblicamente perché sono dimostrati per l'ennesima volta degli illuminati mecenati è proprio quello di garantire nel pieno della stagione estiva una offerta, ripeto, variegata di grande spessore culturale e qualitativo in modo tale da permettere ai bellunesi di rimanere nella loro meravigliosa piccola grande città, ma anche ai tanti turisti che già ora si possono vedere in giro per il centro storico e non soltanto, di gustare la bellezza naturale della città e dei suoi dintorni, ma anche tutta l'offerta culturale, storica e artistica di Belluno. Con presente, per quanto riguarda gli artisti, è bello dirlo, lei li ha citati perfino dal Giappone e dagli Stati Uniti. Sì, abbiamo degli artisti internazionali, abbiamo un pianista ucraino che è anche un importante influencer, youtuber, abbiamo la superstar del nostro gruppo che è la signora Kyoko Takezawa, che ha suonato in tutto il mondo, con tutte le orchestre del mondo, con grandissimi direttori, abbiamo il maestro Wen Xing-yang che viene da Monaco, taiwanese, e che è stato primo violoncello di Bayerischer Rundfunk per tanti anni, va bene, ci sono anch'io naturalmente, ed è un gruppo di amici che fanno musica comunque insieme nei vari continenti da più di 30 anni e che io ho radunato perché ci piace stare insieme, ci piace Belluno, adoriamo essere qui e adoriamo fare musica da camera insieme ed insegnare alle nuove generazioni questo grande patrimonio che purtroppo se la passa abbastanza male, devo dire, ultimamente. Allora, abbiamo detto occasione culturale, ma a parte che in questo weekend forse il turismo rallenterà perché è previsto maltempo, quindi non tutti quelli che volevano venire in montagna magari ci verranno, ma appunto anche un'occasione di turismo. Ma direi sì, intanto se dovesse essere brutto tempo questo fine settimana, posto che ci sarà un evento teatrale di ispirazione goldoniana questo fine settimana appunto, questo evento si svolgerà al chiuso, quindi non c'è problema dal punto di vista climatico. Comunque certamente il connubio tra cultura di qualità e turismo è un connubio assolutamente virtuoso, nel senso che il turista viene dove c'è bellezza artistica, dove c'è bellezza culturale e bellezza naturalistica. Da questo punto di vista credo che la piccola grande città di Belluno, città splendente, non abbia nulla da invidiare ad altri capoluoghi di provincia più grandi dal punto di vista dell'estensione. Siamo una città vivace, che ama ed è estremamente curiosa, e quindi l'onere nostro come amministratori pubblici è sempre stato quello di offrire ai cittadini bellunesi e anche appunto ai tanti auspicati turisti qualcosa che desse la possibilità di riflettere e di ammirare la bellezza assolutamente assoluta della cultura a 360 gradi. E perché chiudendo è giusto farlo, però c'è stato un che di doléance da parte vostra sull'aumento dei prezzi alberghieri. L'aumento dell'offerta che noi avevamo, noi abbiamo un rapporto magnifico e privilegiato con l'hotel che ci ha sempre sponsorizzato, però quest'anno con le Olimpiadi c'era stato fatto un aumento che dopo siamo riusciti, grazie a Dio, a trovare un punto d'incontro. Ma diamo la dimensione dell'aumento. Nel nostro caso è stato più del 100%. Quindi più che raddoppiato. Sì, però bisogna tenere conto che il prezzo era di favore, quindi io non so esattamente, ci siamo trovati a mezza via per fortuna, ma è stata così, c'è stato da discutere, credo che sia stato l'effetto olimpico.
E allora con questo commento sulle Olimpiadi, per dire che non sempre è tutto oro quel che luccica, noi da Belluno abbiamo concluso. Grazie molte Fabio Fioravanti, i suoi ospiti e il nostro operatore Stefano Bozzi. Prima della pubblicità vediamo un titolo che riguarda un protagonista dello sport che è mancato, Osvaldo Bagnoli. È morto l'allenatore operaio che vinse lo scudetto con l'Hellas nel 1985. Andiamo in pubblicità pochi minuti e torniamo subito, state con noi. Di nuovo in diretta con Focus TG, vediamo un titolo dell'Arena di Verona, grazie regia. L'Andrangheta, il clan Giardino, progettava un attentato contro la PM Beatrice Zanotti. La rivelazione del pentito Nicola Toffanini in aula, ci pensavamo, poi il piano saltò perché uno dei promotori si ritirò dal progetto esplosivo, forse perché considerato troppo rischioso, e questa mattina è arrivata anche la solidarietà da parte del Presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani. E un attentato è stato, come sapete, compiuto ai danni del sindaco Di Malo, il quale, nonostante le minacce, il pericolo che altri pericoli che potrebbe correre, ha rinunciato alla scorta. Sentiamo. È un segreto per nessuno immaginare che la grande attività, il grande attivismo dispiegato dal sindaco Marsetti nei confronti del cosiddetto fenomeno di Maranza, insomma, certamente gli ha creato dei nemici. Perché gli fa onore che il sindaco ha rifiutato la scorta. E lo ha fatto perché ritiene che sia più utile che gli agenti, i carabinieri, gli uomini delle forze dell'ordine siano per strada a tutelare i cittadini piuttosto che a seguirlo nei suoi personali spostamenti, nelle sue attività quotidiane. Ovviamente noi insisteremo su questo perché non vogliamo assolutamente che sia a rischio, quindi è una partita aperta, ci rivediamo fra un paio di mesi, ma ci tengo a dirvi che il sindaco Marsetti ha dimostrato un particolare eroismo e questo è qualcosa che ci colpisce molto a livello anche personale e umano. L'unico messaggio che lancio è quello di dire a queste persone di farsi avanti e di dimostrare se sono uomini. Perché uno che compie un atto del genere non deve essere accodato, deve venire fuori a dimostrare che è un uomo e quindi dimostrare che è stato lui a compiere l'atto. Io reputo che oggi c'è bisogno di un cambio di rotta, dobbiamo cambiare marcia. Dobbiamo cominciare a garantire una certezza della pena per chi commette reati, dobbiamo dare strumenti e mezzi alle forze dell'ordine per poter intervenire. Non possiamo più dormirci sopra. Se vogliamo garantire la sicurezza non a me, primo cittadino, ma alla cittadinanza, dobbiamo cambiare rotta. Tra le piste che si stanno seguendo nelle indagini c'è quella dei Maranza, potrebbero essere stati i ragazzi a compiere questo attentato come ritorsione alla battaglia che il sindaco Di Malo stava conducendo. L'ultima udienza prima della pausa estiva del processo per la tragedia del Natisone, torniamo in Friuli Venezia Giulia, ieri hanno testimoniato i vigili del fuoco intervenuti sul posto. Drammatico il racconto di Alex Leda, il pompiere che si tuffò in acqua tentando di raggiungere i ragazzi sull'isolotto con l'acqua ormai alle ginocchia, che poi furono travolti dalla piena del fiume. Ho raggiunto il retro del fiume e mi sono legato, mi ha legato i buffi e poi a tenermi la corda. Ho salutato i vigili e sono andato a cercare di salvare i devianti. Si commuove davanti al giudice Alex Lieda, il vigile del fuoco che il 31 maggio del 2024 si tuffò nel fiume Natisone per tentare di raggiungere Patrizia, Bianca e Cristian e strapparli al destino atroce che di lì a poco avrebbe trasformato la gita suprema Reaccobici in una tragedia. Lieda, rispondendo ad una domanda dell'avvocato difensore delle parti civili Maurizio Stefanizzi, ha spiegato anche perché non fu utilizzato il gommone in dotazione alla squadra che si recò sulle sponde del fiume. Non fu calato in acqua, ha detto, perché a parte lui gli altri due pompieri non erano abilitati ad operare soccorso in ambiente fluviale. Lieda ha definito le condizioni del fiume trovate quel giorno le peggiori mai viste da 30 anni a questa parte e ha raccontato di una piena salita rapidamente di livello fino a rendere impossibile anche per lui il salvataggio dei 3 ragazzi.
come sempre detto dall'inizio, è stato l'unico che almeno ha provato a fare qualcosa, perché tutti gli altri non hanno fatto niente. Immagino che non è stato facile, non è tuttora facile neanche per lui rivivere tutti quei momenti. Forse si poteva fare di più, forse no, ma comunque lo ringrazio per quello che almeno ci ha provato. Almeno una persona ci ha provato da tutte quelle persone che erano sul ponte o vicino. L'udienza del processo a carico di 4 imputati, i vigili del fuoco Andrea Lavia, Luca Mauro ed Enrico Signore, dell'infermiere della Sores Michele Nonino, accusati di omicidio colposo plurimo, prevedeva l'audizione di testimoni della procura. Il PM Letizia Puppa ha chiamato a deporre i vigili del fuoco intervenuti nelle concitate operazioni di soccorso. Oltre a Ieda, sentiti anche il pilota dell'elicottero Drago, il funzionario di turno nella sala operativa e uno dei soccorritori della squadra arrivata sul ponte con l'autoscala. Sapevano benissimo che non erano sotto il ponte e che la scala era inutile. Il processo riprenderà dopo la pausa estiva il 15 settembre, fissata per il 20 ottobre la data di una udienza successiva. Servizio di Francesco Pezzella della nostra redazione di Udine. Apriamo nuovamente una finestra sul maltempo per i danni, in questo caso a Cimadolmo, in diretta Edi Kaliman con Simone Merlo. A te, Edi. Direttore, buongiorno a te e ai telespettatori. A Cimadolmo, in una laterale sterrata di via Roncadelle, all'altezza del depuratore d'acqua di Piave Servizi, l'albero che in questi minuti si sta proprio rimuovendo dalla carreggiata ha colpito questa mattina intorno alle 8 due operai che si erano rifugiati per il maltempo all'interno di un furgone in attesa proprio di svolgere il loro lavoro all'interno del depuratore. Nessun ferito nemmeno con l'albero caduto invece all'interno di un'abitazione sempre su via Roncadelle qui a Cimadolmo, dove un albero è caduto sopra la casa, danneggiando lievemente grondaia e tegole, rompendo il cristallo di un'auto che era parcheggiata sotto. Danni anche sempre qui a Cimadolmo per un capannone scoperchiato dal forte vento. Il pericolo, abbiamo incrociato il sindaco una mezz'ora fa, ci ha detto che appunto il pericolo principale per questo scoperchiamento era di fatto la tensione che si era posta sul fatto che il tetto, essendo una struttura relativamente vecchia, avesse dell'Eternit, che è stato prontamente invece smaltito dalle ditte preposte, subito allertate. Dunque questa è la situazione da Cimadolmo, con foglie sui tombini, rami in mezzo alle strade, che l'azienda appunto di rifiuti con l'amministrazione provvederà a rimuovere nel pomeriggio per scongiurare eventuali allagamenti per le prossime piogge. Da Cimadolmo è tutto. Grazie ai nostri inviati Edi Kaliman e Simone Merlo. E vediamo a Bolzano il cedimento di Palazzo Giustizia, evacuato e dichiarato inagibile. Poteva essere una strage, il crollo è avvenuto alla mattina molto presto, fosse avvenuto un'ora più tardi ci sarebbero state sicuramente delle vittime. La procura indaga per crollo colposo. Al lavoro per la ristrutturazione dell'edificio anche un'azienda, un'impresa di Farra di Soligo. Un cedimento improvviso che poteva trasformarsi in una strage. È stato aperto un fascicolo per crollo colposo, al momento contro ignoti, per il cedimento del Palazzo della Giustizia di Bolzano. Il tribunale è inagibile dopo che all'alba è crollata una parte della struttura centrale dell'edificio. A rimanere lievemente ferita una donna addetta alle pulizie, colpita dai detriti mentre stava terminando il turno di lavoro. Il crollo è avvenuto attorno alle 6 del mattino e ha coinvolto circa un quarto dell'edificio, compresi alcuni elementi portanti. Nel palazzo erano in corso importanti lavori di ristrutturazione e ampliamento affidati alla Merotto Bau, azienda con sede a Bolzano e Farra di Soligo, in provincia di Treviso. Un'azienda storica del territorio, come spiega il sindaco Mattia Perencin. È un'azienda storica del nostro comune, un'azienda che lavora e ha lavorato anche per noi, e non posso dire assolutamente nulla, per cui ho letto anch'io la notizia dai giornali, per cui adesso si cercherà di capire quello che è successo, però insomma un'azienda ineccepibile da quel punto di vista, un'azienda insomma che, ripeto, lavora nel territorio, con il territorio, con gli enti locali, e assolutamente non posso dire assolutamente nulla perché, ripeto, che io sappia non sono mai successi altre situazioni di questo tipo, e per fortuna devo anche dire la verità.
Saranno ora gli accertamenti tecnici a stabilire le cause del cedimento e accertare eventuali responsabilità. Nel frattempo il tribunale resta chiuso, tutte le udienze civili e penali sono state rinviate, ad eccezione dei procedimenti considerati urgenti. Servizio di Marta Zatta, e vediamo adesso i consigli comunali di 28 municipi della sinistra Piave che al Dina Orsi di Conegliano si sono riuniti per dare unità e consistenza alla battaglia per la salvezza dell'Electrolux. In diretta al telegiornale di ieri sera Lucio Zanato ha fatto il punto con i protagonisti. È appena terminata in questo istante questa riunione tra le 28 comunità, 28 sindaci dell'Alta Marca per un documento comune sul futuro dell'Electrolux. Ma sono con Paola Morandin e il sindaco Gianni Montesel, perché loro sono di fatto le prime linee, nel senso che voi non lo sapete, ma loro prendono il treno ogni volta e vanno giù a Roma e vanno a contrattare ogni martedì, e ogni martedì sera tornano. E Paola Morandin ci ha detto sono sempre più sconfortata. Perché? Sconfortata no, direi arrabbiata, perché anche l'ultimo incontro che abbiamo fatto martedì scorso è stata una conferma di quello che avevano detto all'inizio, ossia i 1719 esuberi rimangono, le produzioni se ne andranno e c'è un forse arriveranno ulteriori produzioni dall'estero, dall'Ungheria nel caso nostro, che però è un forse, quindi non c'è niente di certo. Su nessuna certezza noi non siamo disponibili a fare nessun accordo e nessun passo avanti. Altra cosa che mi ha fatto pensare quando ha detto che la produzione che voi fate a Susegana viene replicata in Cina sostanzialmente con gli stessi numeri, con un'unica differenza, che non c'è scritto Made in Italy, per cui noi rischiamo di comprare dei frigoriferi magari cercando anche di supportare Susegana e alla fine invece sopportiamo la Cina. Sì, la parte di produzione che l'azienda ha detto che smantellerà, che porterà da un'altra parte, in parte è già costruita in Cina, e il frigo, quello che loro pensano sia di bassa gamma, quindi che ha un valore minore, parte è già stato fatto in Cina. Lo stanno vendendo con il marchio Electrolux, però è di fatto un frigo non made in Italy, non fatto da noi, quindi parte della produzione è già stata esternalizzata. Ecco, concludendo, il 21 si torna davanti al Ministro, qual è la posizione dei lavoratori dell'Electrolux? Noi continuiamo a chiedere che il piano venga ritirato, che non ci sia un esubero, ossia i 1719 esuberi non esistano, e che le produzioni rimangano in Italia finché non si trova un'alternativa. Però non può esserci un passaggio con vediamo cosa fare, o ci sono o non ci sono. La produzione deve rimanere in Italia nei 5 stabilimenti che ci sono, e i lavoratori devono rimanere tali e quali quanto sono ora. Ecco perché, Sindaco, voi siete qui per ribadire che quando si chiude una fabbrica si spopola una comunità. Tra l'altro, come amministratore pubblico avete ricordato che l'Electrolux ha preso i contributi per rimanere qui. Sì, ha avuto i contributi per meccanizzare completamente gli stabilimenti. Dunque deve almeno sfrutterà questo investimento del territorio, perché una parte della meccanizzazione non è ancora andata in moto. La linea 3 dello stabilimento non è funzionante, non ha mai funzionato ancora. Ecco, però questa sera noi usciamo da questo Dina Orsi con un documento che voi avete proposto, che sarà sottoscritto da tutte le comunità e non solo, e poi arriverà dove? Arriverà sul tavolo del Ministro sicuramente, a parte naturalmente i vertici regionali, ma arriverà sul tavolo del Ministro perché il nostro interlocutore è la politica, è il governo, l'interlocutore. Il territorio vuole che il governo reagisca perché deve salvaguardare quello che c'era, perché la trasformazione in atto deve essere controllata. Non può uno si sveglia la mattina e per calcoli finanziari sposta una produzione da porta di qua alla porta di là, perché andremo a creare un mondo di poveri e un mondo che non ha possibilità di andare avanti. Ecco, tenendo conto che qui si è evocato lo spettro di Mel e quindi la triste vicenda anche in questo caso legata all'Electrolux. Grazie molto a Lucio Zanato, davvero drammatica la situazione dell'Electrolux, è difficile quella di tutta l'industria del freddo acuita dalle guerre in corso. Conferenza stampa ieri per Mario Pozza, presidente uscente della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, 10 anni di scelte a favore delle aziende e a chi pensa ad un suo futuro in politica. Mario Pozza non lascia spazio a dubbi.
Presidente, cosa si prova a uscire dalla Camera di Commercio per l'ultima volta? Beh, dispiace, però insomma bisogna farlo e quindi ma ci lascio 10 anni della mia vita importanti e quindi il cuore. L'ultima uscita ufficiale da Presidente di Camera di Commercio, oggi Mario Pozza l'ha fatta riassumendo 2 lustri di esperienze e decisioni all'interno del Palazzo di Piazza Borsa a Treviso, un incarico iniziato in salita. Siamo partiti in salita, sì, con contenzioso con Fondazione, lo abbiamo chiuso e adesso abbiamo presentato un progetto, ha un suo percorso e credo che questo dia motivo di soddisfazione per questo Consiglio camerale, per la Giunta e per tutto l'impegno anche che la struttura ci ha messo. E questa è una delle eredità che lascia al suo successore, l'imprenditore trevigiano di origini bellunesi Francesco De Bettin, e alla sua giunta, che saranno eletti lunedì mattina dal Consiglio designato dalla Regione. 23 rappresentanze dei diversi settori economici della Marca e del Bellunese, tra cui spiccano tra gli altri la riconferma di Angelo Facchin per l'agricoltura, di Carlo Miotto per l'industria e Raffaella Darros per la cooperazione. Una dirigenza che dovrà continuare nel percorso di fusione tra il Bellunese e la Marca. Abbiamo fatto sì che il sistema produttivo bellunese trevigiano avesse delle opportunità. Molti ricorderanno Mario Pozza come il presidente Globetrotter per aver letteralmente girato il mondo, esperienze che si sono sempre concretizzate in provvedimenti per le nostre aziende. Alle aziende trevigiane e bellunesi lascio questo consiglio: guardate oltre al vostro mercato, non abbandonate i vostri mercati, ma ci sono tante opportunità in giro nel mondo, ma queste opportunità devono essere colte con professionalità, con competenza e con il valore aggiunto che noi sappiamo dare ai nostri prodotti. Il futuro di Mario Pozza sarà comunque il mondo e le camere di commercio italiane sparse per i continenti, e a chi pensa che dopo l'economia arriverà la politica, lui risponde così. No, assolutamente, io ho il mio percorso da presidente di Asso Camere, quindi queste 86 camere continuerò, insomma non lascio assolutamente. Neanche se le offrono Treviso? Dove Treviso? A far cosa? Per fare il sindaco. No. Io ho sempre fatto la parte associativa, ce l'ho nel sangue, il DNA associativo e non quello della politica. Cambiamenti climatici con tutte le conseguenze, anche situazioni abbastanza paradossali, perché precipitazioni intensissime, danni da maltempo, e poi in altre zone, al di là di questi interventi chirurgici del maltempo, manca l'acqua. Vediamo per esempio il caso dell'emergenza idrica dell'Adige. Questo luglio del 2026 ha già mietuto le prime vittime. Per vittime intendo le nostre culture agricole che stanno cedendo. Alcune in realtà sono già state perse, in particolar modo alcuni appezzamenti di mais, di soia, di barbabietola. Una situazione drammatica quella che stanno vivendo le colture nella Bassa Padovana, dove si stanno assistendo a giorni come quelli del 2022. Le perturbazioni delle scorse ore non hanno portato i danni temuti e neppure fenomeni violenti, non hanno portato neppure quei minimi quantitativi di pioggia attesi per incrementare le portate dei corsi d'acqua. Al Consorzio di Bonifica Adige Oganeo non è rimasto altro che confermare, nonostante una leggera risalita dei corpi idraulici principali, il blocco totale del prelievo diretto lungo l'intero tratto del fiume Adige, che si estende da Vescovarna fino a Cavarzere. In acuta sofferenza anche la zona del Conselvano, dove è in grave deficit idrico il canale Bisatto. Va un po' meglio tra Castelbaldo, Masi e Sant'Urbano, grazie alla sostituzione degli impianti con zattere galleggianti, capaci di assicurare il pescaggio a seconda del regime dei fiumi. Proprio interventi strutturali sono quelli invocati dagli agricoltori. Chiediamo che la risorsa acqua non sia più una risorsa vista come un bene che dalla montagna deve defluire senza problemi al mare, ma debba essere vista come una risorsa da poter gestire sia quando è in abbondanza sia quando è scarsità, perché l'acqua è vita per le culture agricole, ma è vita anche per l'ecosistema naturale. Servizio di Chiara Gaiani, andiamo nuovamente in pubblicità, pochi minuti, a tra poco. A Trieste, a Ponziana per la precisione, 2 operai edili di origine balcanica sono stati accoltellati da un 25enne marocchino.
Accoltellati nel cantiere in cui stavano lavorando, sono stati difesi dai colleghi a colpi di martello. Una scena di una violenza furibonda che ha lasciato in eredità evidenti macchie di sangue sulle murature esterne di un condominio di via Uccecar nel rione di Ponziana a Trieste. Il fatto è successo ieri, mercoledì 15 luglio, attorno all'ora di pranzo. I due lavoratori di origine balcanica sono stati raggiunti dai fendenti agli arti e al busto. Fortunatamente non sono stati colpiti organi vitali. Sono stati ricoverati all'ospedale di Cattinara in condizioni ritenute non gravi. L'episodio ha scatenato la reazione di altri dipendenti della ditta, almeno 3 persone, che stavano lavorando nel condominio, che nello scagliarsi contro l'aggressore, un 25enne di origini marocchine, lo hanno colpito ripetutamente anche brandendo un martello. Ora rischiano la denuncia. Lo stesso responsabile del ferimento è stato trasportato all'ospedale in ambulanza in forte stato di agitazione. Stando alle prime ricostruzioni della polizia intervenuta sul posto, il marocchino si sarebbe presentato nel cantiere assieme a una donna, pare la sua compagna, atteso che gli operai scendessero a terra dopo un intervento in quota effettuato con funi e imbrago, per poi sorprenderli con le coltellate appena hanno toccato terra. Da qui il ferimento e la reazione dei colleghi richiamati dalle urla che hanno scatenato una situazione da Far West. Stando a quanto filtra all'origine dell'aggressione, pare ci siano degli apprezzamenti pesanti fatti alla fidanzata del 25enne dai 2 operai in un bar della zona. Il racconto della donna avrebbe scatenato la furia del marocchino. Ora alla polizia spetta il compito di dirimere la vicenda con i provvedimenti del caso per i vari soggetti coinvolti. Vizio Di Marco Stabile della redazione di Trieste. Vediamo a Jesolo un'altra aggressione, un ragazzo di 17 anni che è stato picchiato senza apparente motivo all'uscita da una discoteca della città. Un'aggressione improvvisa e apparentemente immotivata che trasforma una serata tra amici in un incubo. Vittima un ragazzo di 17 anni, residente a Caltrano, che intorno alle 3 di un paio di notti fa, all'uscita di una discoteca di Jesolo, sarebbe stato colpito con una violenta testata da un uomo in evidente stato di ebbrezza. L'impatto gli ha provocato una grave frattura alle ossa nasali. Dopo essere rientrato nel Vicentino, il giovane si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Orso, dove gli accertamenti hanno confermato la gravità delle lesioni. I medici hanno disposto un intervento chirurgico già programmato per oggi e una prognosi di 30 giorni. Sull'episodio sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'aggressione e identificare il responsabile. Un nuovo episodio di violenza, dunque gratuita, che riaccende l'attenzione sulla sicurezza nelle zone della movida estiva. Servizio di Ivano Tolettini, le zone rosse danno risultati positivi, questo lo ha detto il capo della polizia Vittorio Pisani a Padova, dove ha parlato del provvedimento insieme al sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. Le zone rosse stanno dando i loro risultati positivi, vanno gestiti chiaramente con attenzione perché bisogna contemperare quello che è la libera circolazione dei cittadini rispetto a chi si vuole recare in queste zone invece per aggredire le libertà e i beni dei cittadini. Quindi gestite con l'opportuna attenzione ed equilibrio, così come fino ad oggi è stato fatto, stanno dando dei risultati molto positivi. Il capo della polizia Vittorio Pisani a Padova per inaugurare una statua dedicata al poliziotto Arnaldo Trevisan, morto in servizio 38 anni fa, risponde sul tema delle zone rosse. Le zone ad alto impatto, controllate dalle forze dell'ordine, che in molte città, e Padova non è stata esente, hanno creato dibattito. Vanno gestite con attenzione ed equilibrio, ha spiegato Pisani, parlando proprio dalla stazione zona rossa di Padova. In questi giorni si discute di una nuova estensione della zona rossa anche nel quartiere Arcella, dopo una recrudescenza di furti nelle abitazioni ed episodi di violenza, un allargamento di cui si è detto favorevole il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. Noi siamo stati assolutamente d'accordo, l'abbiamo proposta come governo, l'abbiamo ampliata come governo, i territori la possono utilizzare ovviamente al bisogno, i cittadini la chiedono, dove viene istituita funziona. E io credo che invece la domanda la deve fare all'amministrazione di Padova, che l'ha sempre osteggiata. Se qualcuno deve avere paura della polizia, quel qualcuno deve essere lo spacciatore, il criminale,
quello che combina guai, non certamente il cittadino, che anzi apprezza la presenza della polizia. E come avete sentito, il capo della polizia era a Padova anche per inaugurare questa stele in memoria dell'agente Arnaldo Trevisan, ucciso in servizio a soli 22 anni nel 1988. Una stele di acciaio alta 3 metri, crivellata da 5 colpi, uno squarcio che vuole ricordare quei 5 colpi di pistola esplosi da un rapinatore 38 anni fa e che uccisero l'agente di polizia Arnaldo Trevisan. La statua è stata scoperta in stazione a Padova dal capo della polizia Vittorio Pisani insieme al questore Marco Dorisio, alle autorità cittadine e ai familiari del poliziotto ucciso in servizio nel 1988 a soli 22 anni. Una cerimonia toccante per ricordare il sacrificio degli uomini e delle donne delle forze dell'ordine, onorando la memoria di quel giovane agente ucciso mentre cercava di fermare dei rapinatori in fuga. Colgo l'occasione per ringraziare veramente di cuore, a nome della Polizia di Stato, la comunità della città di Padova, in particolare il sindaco, perché hanno scelto questo luogo che non è una nostra questura, una nostra caserma, un nostro ufficio, ma un luogo comune di questa città che è la stazione ferroviaria, ed è un segnale molto importante per ricordare a tutti i cittadini di passaggio dalla stazione il sacrificio che le donne e gli uomini della Polizia di Stato dedicano ogni giorno per la sicurezza del nostro Paese. Il questore di Padova ha voluto leggere uno stralcio del libro scritto dalla mamma di Arnaldo Trevisan. Lunedì 16 maggio, un giorno come tanti altri. Alle 6 del mattino preparo la colazione ad Arnaldo, lo accompagno al cancello, con l'auto prendo una direzione insolita. Devo fare il pieno, mamma, non preoccuparti, ci vediamo alle 13:30. Sono le ultime parole che ascolto nella sua voce. Il capo della polizia ha deposto una corona di fiori vicino al monumento che si trova proprio all'ingresso della stazione. La scultura, al calar della sera, si illumina dall'interno di una luce blu, il blu dei lampeggianti delle volanti della Polizia di Stato, a simboleggiare il colore della memoria che continua a vivere, rendendola visibile nel buio della notte. Servizio di Valentina Visentin, le emittenti del nostro gruppo Media Nord-Est continuano a macinare ascolti, a raggiungere risultati davvero importantissimi, specie nel mese di giugno dove abbiamo raggiunto dei picchi davvero da record. Sentiamo. Primi assoluti in Italia per ascolti medi certificati. Le televisioni del gruppo Media Nord-Est confermano la propria leadership a giugno con un nuovo straordinario successo di pubblico. 1 milione di spettatori ogni giorno, primo network tra tutte le più importanti emittenti locali del panorama nazionale, con un distacco netto rispetto alle altre televisioni sul territorio italiano. E Antenna 3 si conferma prima TV locale in assoluto dell'intero paese. Buongiorno, ben ritrovati. La vocazione all'informazione, l'attenzione al proprio pubblico, la scelta di esserci sempre fanno di Media Nord-Est ancora una volta il gruppo leader assoluto per ascolti nel panorama delle televisioni locali in Italia. Al secondo posto il gruppo lombardo Mediapason, partecipato sempre da Media Nord-Est con oltre il 20% delle quote, e sull'ultimo gradino del podio Telenorba della Puglia. Buonasera, siamo in diretta come sempre. A confermare il primato assoluto delle 5 emittenti che fanno parte del gruppo di Media Nord-Est sono i dati dell'ascolto medio quotidiano certificato da Auditel nelle singole fasce orarie. È infatti la nostra informazione a non avere pari nella preferenza di pubblico, un rapporto indissolubile con i telespettatori che scelgono ogni giorno i telegiornali del gruppo Media Nord-Est. Al successo nei dati d'ascolto di giugno di Antenna 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est, Tele 4 e TV 12 si aggiunge il record di prima emittente locale assoluta in Italia per Antenna 3, con oltre 470.000 spettatori ogni giorno. Nel Nord-Est, giorno dopo giorno, anche a giugno, 1 milione di persone si informa sintonizzandosi sui nostri canali. Una conferma che ci spinge a migliorarci sempre grazie a voi. Grazie a voi, grazie al nostro grande pubblico, il servizio del nostro vice direttore Ferdinando Avarino.
Vediamo la vittoria di Jannik Sinner a Londra, è stato un grande orgoglio per tutto il movimento tennistico, anche in Veneto, dove la federazione è guidata dal bassanese Mariano Scottone, dove vive un grandissimo campione a Treviso, cioè Adriano Panatta. Vincere a Wimbledon è speciale, difendere il titolo è una cosa da elite. Lo dice lo stesso prestigioso torneo inglese sull'erba, ricordando che l'azzurro Jannik Sinner è il 10° giocatore della storia a bissare il successo. Il suo nome segue quelli di Lever, Newcomb, Borg, McEnroe, Becker, Sampras, Federer, Djokovic e Alcaraz. Il numero 1 del mondo è un traino per tutto il movimento, anche in Veneto. Un input pazzesco. Intanto devo dire che Sinner è una persona, un ragazzo straordinario, che è un esempio per tutti i nostri ragazzi. Questa è una cosa estremamente importante dal punto di vista educativo, ma comunque anche Sinner è il prodotto della federazione, nel senso che, se ricordo bene, 8 giocatori italiani sono nei primi 100 al mondo. Questa la dice lunga su quello che è il lavoro che si sta facendo, che si è fatto negli anni, è il frutto di un grande percorso e adesso abbiamo dei risultati straordinari, visto che questa federazione è portata a esempio a livello mondiale. 6 tornei vinti sugli 8 disputati nel 2026 sono per Sinner un capitale che lo terranno per lungo tempo al vertice delle classifiche, nella speranza che prima o poi possa passare anche da queste parti. 2 anni fa mi ha mandato i saluti nel corso del Galà dello Sport. A dire la verità è sempre in giro per il mondo ed è molto difficile, però sarebbe un regalo per la nostra città straordinario. Servizio di Mirko Cavallin, gli ospiti di questa sera a Focus: Monica Coin, Stefano Dall'Agata, Luciano Dorella, Giustina Renier, Mario Fabris, Matteo Pressi e Francesco Vianello. È tutto, grazie, arrivederci stasera e grazie ai nostri registi Tony Esposito e Edoardo Paris. Buona giornata, arrivederci.